spazio per gli italiani all'estero nel dibattito della festa dell'unità, perché non è scontato, ma avere anche il tempo di sederci, di ragionare, per noi che non troppo frequentemente ci vediamo per ragioni fisiche evidenti, sono oggettive, anche se poi la politica è fatta anche di cambiamenti, digitale, ci arriviamo per parlare anche di questo di forma partito, però è fondamentale ed è importante, quindi grazie davvero. E abbiamo ascoltato da Ensomendo, penso una relazione importante, questo lo vorrei sottolineare per piaceria perché non è necessario, ma perché ha portato la riflessione, quella del ruolo degli italiani nel mondo, non soltanto in Europa, perché è importante, forse noi che siamo a Parigi, a Bruxelles, a Londra, siamo un po' troppo eurocentrici anche nella nostra analisi delle politiche per gli italiani nel mondo, però la portate in un contesto globale più ampio che credo veramente sia importante continuare come traccia. Dovremmo approfondire quella bella iniziativa fatta a Roma qualche anno fa, il 5 maggio del 2011, cos'era? Ci leggono molte suggestioni, anche una maturità forse di riflessione che oggi abbiamo per aggiornare quella visione, perché molto è cambiato, sono altri nei dati demografici dell'immigrazione, poi c'è stato di mezzo l'elezione dei Covid e così via. Questo mi lascia sperare per un lavoro nel partito in cui lo spazio per gli italiani nel mondo diventi sempre più rilevante e strategico, se lo si comprenda. In questo senso noi non siamo qualcosa di esterno al partito, e quindi questa riflessione di oggi dalla comunità, quindi dalla riflessione, diciamo così, alla proposta quindi al Parlamento, è qualcosa che noi viviamo quotidianamente. Con Massimiliano Picciani del PD Parigi abbiamo coordinato una riflessione interessante con moltissimi circoli del PD del mondo, non soltanto europei, dirigenti dell'Assemblea nazionale, iscritti PD nel mondo, hanno sottoscritto, sono riflessioni appunto sulla forma partito, su un nuovo modo di concepire il partito. Per noi all'estero è anche una necessità, come ho detto prima, oggettiva, lavorare in rete, fare ragione quel partito rete di cui si parla, che non è soltanto un partito digitale, è un partito che prende le migliori esperienze e le mette a disposizione di tutti. Per noi che siamo pochi in alcuni territori è evidente, è cruciale, è fondamentale lavorare in questo senso, sperimentando anche delle forme di partecipazione più larga, proprio perché, lo sappiamo benissimo, hai detto benissimo tu, la partecipazione e le necessità dei servizi spesso trovano risposte in strutture in cui la ragione del consenso è l'ultimo dei problemi, diciamocelo anche molto francamente, perché quello che conta sono appunto le risposte reali a esigenze nuove. Vi dico in questo, noi avremo poi un'occasione, faccio come spot di informazione per chi volesse seguirci a Lussemburgo in occasione della consueta festa degli italiani della comunità di Lussemburgo, è diventata la festa dell'unità europea, anche quest'anno ci andremo, sarà tra l'altro presente Massimo D'Alema, quindi io credo anche molte delle riflessioni che Ensomendo ha fatto, conoscendo anche il modo di ragionare di Massimo D'Alema nell'approccio sulle questioni delle italiane nel mondo, credo possano essere anche lì poste nuovamente con attenzione, ne sono sicuro, però è soprattutto per noi un'occasione per provare a sperimentare questa nuova forma partito, cominciando dal nostro lavoro a livello di partizione. Questo lo dico perché poi le riflessioni di oggi, per esempio quelle che sono in corso, i tavoli di sintesi, Unguerini e tutti gli altri, in qualche modo poi devono portare una risposta concreta, un nuovo modo di fare militanza e quindi di trasmettere le politiche del governo alla nostra comunità di riferimento. Là vedremo com'è la condizione, ma credo che abbiamo le premesse per fare un buon lavoro, per far sì che nei prossimi anni, questo è a beneficio di tutta la comunità italiana, lo facciamo per il partito, lo facciamo per il Paese, per fare un cambiamento reale di allargamento della partecipazione. È stato toccato un modo in questo senso che cambia il paradigma reale della comunità italiana nel mondo, che è quello della nuova immigrazione, e sottolineo molto la parola nuova, perché è sbagliato concepirla solo come parola giovane, come se fosse una caratterizzazione solamente appunto generazionale. Non è così, anche se è evidente che chi emigra è in larga parte più giovane, ma abbiamo ascoltato, lo sappiamo, l'abbiamo analizzato a Bruxelles alla conferenza che Eugenio citava, organizzata col Dipartimento, ecco, tipologie nuove di immigrazione, bisogna dare risposte. Per noi da Bruxelles, ma credo che anche gli altri circoli europei ormai abbiano compreso, la prima risposta a questo, più ancora che risposte amministrative, consolari, sul funzionamento della burocrazia, e lì si possono dare risposte che forse possono anche non essere direttamente normative, legislative, quindi con l'intervento dei nostri addetti all'estero, poi lì ci arriviamo, sono risposte che devono essere europee. Va compreso, a partire da una nuova e migliore applicazione della direttiva sulla libera circolazione e tutto quello che ne consegue, l'accesso ai documenti, la stessa erogazione di documenti per gli italiani in Europa, cambia tutto. Ecco, questo forse è il lavoro da fare. La presenza di Sisipieni, ce ne parlavamo prima, è cruciale, e da lì, e da nuove politiche europee
sulla buona attuazione della libera circolazione e un allargamento di queste possibilità che passano la risposta ai servizi. Questo è un punto che non possiamo dimenticare. Con questo non voglio togliere attenzione a chi non abita in Europa come comunità, sicuramente le comunità italo-svizzere, ma ovviamente tutte le altre in giro per il mondo. Bisogna capire che questa nuova migrazione, che poi è mobilità, lo dico in modo di complemento, se posso permettermi, all'analisi fatta da Bassetti poco fa, c'è un paradigma davvero nuovo che è quello della cittadinanza europea, in questo senso, perché abbiamo un contesto nuovissimo e quindi anche lì forse un salto nell'analisi sociologica puntualissima credo vada anche fatto in questo senso. Concludo su questo perché poi avremo modo appunto di portare risposte. Un punto che mi preme molto è questa ricorrenza di 10 anni dal 2006 dalla prima elezione dei rappresentanti degli italiani all'estero. Io credo davvero meriti una riflessione seria. Molto spesso per noi sui territori, nei circoli, in qualche modo l'analisi, so che ci sono, visto Fabio, Laura, Alessio, e ne abbiamo parlato tanto, anche se non sono qui presenti in questo momento, ma forse ci sarebbe davvero bisogno e credo che dallo Lussemburgo forse partirà anche questo come nuovo modo di concepirlo, di una rete reale, di un rapporto costante, frequente. Noi non possiamo conoscere una riforma importante come quella dell'IMU per gli italiani all'estero da agenzie stampa, da un post su Facebook, quando siamo noi gli agenti sul territorio, perché lo facciamo, lo vogliamo fare, dell'azione governativa. Questo non è tollerabile, non è davvero sopportabile. Un partito nuovo deve essere anche un partito che concepisce insieme con chi sta sul territorio e diverse tipologie di intervento, anche perché è evidente, gli italiani in Svizzera, gli italiani in Germania hanno anche interessi e necessità di servizi diversi. Figuriamoci per la nuova immigrazione e soprattutto il discorso del controllo dei servizi consolari. Ecco, da adesso un passo nuovo, la prendo sul serio questa, prendiamo il toro per le corna e da questo momento, proprio perché parliamo di riflessione sulla forma partito, che vale per tutti, il rapporto partito-governo è cruciale, è sempre stato lì, la sinistra è sempre caduta, tutti i partiti della sinistra, anche della Prima Repubblica, è caduta sul modo di come concepire la funzione del rapporto col potere. Adesso sta a noi. All'estero noi siamo già, e chiudo davvero, è una provocazione, il partito della nazione, perché non c'è niente a livello di partito, appunto, ci arriva esattamente per questo, siamo l'unica forza strutturata, l'unica forza esistente, atipica, questo è un mondo associativo, come è evidente, non è un altro discorso. E se noi prendiamo veramente questa palla al balzo adesso, non abbiamo più scuse quando andremo a votare, può essere fra un anno o fra tre, ma dobbiamo agire subito adesso.